Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Continuiamo a dare conto dei risultati sulla gestione integrata delle infestanti ottenuti nell'ambito del progetto europeo IVM Prize. Abbiamo descritto come la strigliatura può essere una valida alternativa ai trattamenti chimici di sintesi, ai diserbanti di sintesi, e oggi introduciamo un'altra possibilità per una buona gestione integrata delle infestanti che possa ridurre effettivamente la quantità di diserbanti chimici. La vecchia bulatura. Nelle sperimentazioni si è evidenziato come seminare, per esempio, delle leguminose nella fase di accestimento del frumento, aiutandosi anche con la strigliatura stessa poi per favorire l'emergenza delle leguminose traseminate, possa aiutare a una gestione integrata che riduce le infestanti sui terreni in rotazione. Una buona bulatura può consentire di coprire il terreno subito dopo il frumento e già nel frumento fa la sua azione per ridurre l'emergenza di infestanti e quindi riduce la necessità di interventi diserbanti successivi. Fa gestione integrata delle infestanti con tanti altri benefici agronomici che le colture di copertura ci danno, la prima delle quali ridurre la perdita del principale fattore di produzione che abbiamo, che è il terreno. Le colture di copertura sono una strategia utile per un miglioramento agronomico dei terreni, ma diventano veramente utili se sono fatte bene e se hanno una caratteristica fondamentale: essere competitive nei confronti delle malerbe. Quindi le buone colture di copertura devono avere prima di tutto una caratteristica: essere competitive per le malerbe, altrimenti ci facciamo del male. Vedete nel numero 38 dell'informatore agrario le soluzioni diverse che si possono adottare per raggiungere questo obiettivo e utilizzare bene le colture di copertura, comprese quelle traseminate con la bollatura, per una gestione integrata delle malerbe. Alla prossima!